La Befana in Prato della Valle è un appuntamento attesissimo dai padovani, ma anche da visitatori turisti che raggiungono la nostra bella città. È un evento che affonda le radici nella nostra tradizione, perché è un evento veramente antico per la forma, la natura che ha. E il significato profondo è quello di liberarsi attraverso le fiamme di tutti gli elementi, soprattutto negativi, del passato, e con questo rito catartico aprirsi al nuovo anno con rinnovato slancio. L'evento, come di consueto, si terrà in Prato della Valle, la piazza più grande di Padova, ma una delle piazze più grandi d'Europa, un luogo molto suggestivo. Alle 15:30 c'è l'appuntamento e si raduneranno migliaia e migliaia di famiglie con bambini e cittadini, curiosi, tantissime persone. Ci sarà l'animazione dal palco per una grande festa con intrattenimento, con la musica, con la danza, con gli acrobati, e poi per chi vuole c'è anche la possibilità di godersi un po' di vin brulé, un po' di cioccolata calda. Insomma, verranno distribuite le calzette ai bambini. Ci sono tutti gli ingredienti, ecco, per una grande festa della Befana che ci accompagnerà fino alle 17:30 al grande momento del rogo, che ovviamente è il momento più atteso, più spettacolare e scenografico. La festa della Befana chiude un ciclo di eventi che ha caratterizzato tutta la città durante il periodo natalizio, veramente tanti, dal centro ai quartieri, con l'idea da un lato ovviamente di favorire le nostre attività commerciali e economiche, ma soprattutto per creare grandi occasioni di coesione, di aggregazione, come deve essere durante il Natale, quando si deve ragionare anche della nostra attenzione nei confronti degli altri. Proprio per questo, durante la festa della Befana, con una piccola offerta quando si prende il vin brulé o la cioccolata calda, si può fare una donazione e tutte queste somme verranno poi devolute per le cucine economiche popolari della città di Padova. Quindi anche in questa occasione abbiamo l'opportunità di pensare ai più deboli. Permettetemi di ringraziare tutte le persone che ogni anno lavorano a questo grandissimo evento che è partecipato da decine di migliaia di persone, e colgo l'occasione per ringraziarli tutti, a partire dai Vigili del Fuoco, gli sponsor che ci danno la possibilità di finanziare l'evento, tutti i soggetti che animano la piazza e tutti i cittadini che ringrazio perché ogni anno con il loro caloroso abbraccio rendono veramente speciale questo appuntamento.